L'allerta in Italia per il conflitto in Medio Oriente è massima, in particolar modo per le città come Vicenza, che ospitano le basi militari degli Stati Uniti, obiettivi sensibili su cui si concentra l'attenzione dal punto di vista della sicurezza. La prefettura ha disposto un controllo più serrato delle forze dell'ordine lungo le aree esterne delle caserme Ederle, Daldin e Mi8. Il Ministero dell'Interno, che ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica, conferma la massima allerta per il rischio attentati. Una situazione monitorata in continua evoluzione che non esclude ad esempio il possibile attacco terroristico improvviso di qualche lupo isolato verso le basi americane. A Vicenza sono presenti circa 12.000 cittadini statunitensi, 5.000 militari, 1.000 civili e i familiari ospitati nelle basi nel villaggio USA vicino alla Ederle. I controlli disposti dalla prefettura non escludono in futuro la richiesta e l'impiego di ulteriori militari italiani. Una situazione preoccupante per i vicentini sotto vari punti di vista. Avendo la base qua, uno ha sempre paura che possano esserci delle ripercussioni. È proprio un disastro, potremmo vivere tranquillamente, invece c'è questa minaccia che... Io ho anche 2 figlie adolescenti, ieri hanno detto abbiamo un bunker, mamma no, ho detto non abbiamo un bunker, però c'è questa preoccupazione, questa sensazione proprio di insicurezza, di tristezza, di ansia. Vedo che hanno aumentato le forze dell'ordine, stamattina ho visto che giravano di più, per cui non posso che augurarmi che le cose finiscano in fretta col buon senso di tutti quelli che dirigono le operazioni militari. A parte poi vabbè, lo scenario internazionale, anche più che altro i riscontri negativi anche dal punto di vista economico che arriveranno a colpirci senza ombra di dubbio, insomma, che anche col blocco del canale che hanno appena annunciato il petrolio andrà alle stelle, quindi sarà interessante. Beh, a parte il lato economico sarà una deformazione professionale, ma credo anche il fatto che sia una guerra che sta oscurando comunque tante altre e non si lascia, sembra tutto focalizzato su quello che è corretto, però non dobbiamo dimenticarci di tutto il resto. Per Vicenza no, sono preoccupata per il resto, per il mondo assolutamente, per i ragazzi, per tutti, per i nostri figli che lavorano all'estero.